Il gatto e la volpe stavolta si sono presentati come militari dell'Arma di Treviso e il bottino della truffa con la tecnica del finto incidente è plurimilionario. È di 300.000 euro il valore attribuito a un orologio a tiratura limitata che una 78enne residente nel centro di Mestre ha consegnato nelle mani di un malfattore che l'aveva convinta a dare monili e preziosi quale cauzione per pagare l'assicurazione di un incidente occorso al figlio. Nella prima telefonata la 78enne ha parlato con un sedicente avvocato Bevilacqua che le ha comunicato l'afferale notizia. Trattenuto dai carabinieri di Treviso, il figlio della donna, per non essere denunciato dalla controparte, necessitava di una somma pari a 5.800 euro. Di lì a poco, al telefono fisso, l'anziana è stata raggiunta da un'altra chiamata. Dall'altro capo del telefono il complice del primo, stavolta un carabiniere di Treviso, che ha intimato alla 78enne di non mettersi in contatto col figlio trattenuto in caserma. L'anziana, confessando a quel punto problemi di deambulazione, ha proposto al finto avvocato di provvedere al versamento della somma richiesta tramite bonifico, modalità alla quale il truffatore si è opposto fermamente. E alla controproposta l'anziana non ha potuto dire di no. Alla sua porta, in men che non si dica, si è presentato un corriere, un uomo dell'età di circa 35 anni, a cui la vittima ha consegnato svariati monili d'oro e un orologio a tiratura limitata per un valore commerciale di circa 300.000 euro. Il sospetto della truffa è sopraggiunto di lì a poco e finora a nulla è valsa la sua telefonata ai veri carabinieri. Nell'abitazione della donna, protetta da telecamere di sorveglianza, hanno lavorato gli uomini della polizia scientifica che hanno acquisito le immagini e ogni elemento utile alle indagini.